Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di puntini. Puntini, perle, vedete un po' voi. Cos'è che vedete? Siamo in pochi, siamo una famiglia, per cui possiamo intervenire tranquillamente. Cosa vedete? Poi, cos'è che vedete? Mhm. Basta? Adesso cosa vedete? E cosa vedevano i nostri progenitori? Cioè, capite la differenza? Questo è quello che vedevano i nostri progenitori. Perché? Forse perché abbiamo avuto un po' di anni di diseducazione, siamo stati distratti da una serie di armi di distrazione di massa, forse perché non riusciamo più a unire i puntini, non riusciamo più a vedere un grande disegno. Ma la cosa ancora peggiore è che abbiamo perso la capacità di distinguere tra buono e malvagio, tra bello e brutto, tra giusto e sbagliato. Ed è per questo che probabilmente se avessimo questa capacità di discriminare, forse avremmo una sala molto più piena di questa, perché avremmo dato una priorità diversa che non rimanere a letto oppure andare al Marcà Camisano, insomma, perché questa è la realtà dei fatti. Però adesso facciamo un esercizio noi e cominciamo a mettere i puntini. Allora, il primo puntino fondamentale è questo, ed è stato una settimana fantastica che si è svolta dal 16 al 21 marzo 2014 e ha visto coinvolti i veneti in maggioranza relativa, ma in un numero estremamente importante, circa 2 milioni e mezzo mal contati. Il 21 di marzo c'è stato un altro puntino importante che è questo, che è la dichiarazione di indipendenza. Abbiamo poi avuto allora, io adesso non mi soffermo moltissimo perché è una lunga giornata, ci sono molti interventi, però cercate di focalizzare le date e vedete che quasi non manca mese che ci sia un'azione per il fatto che non ci facciamo mai vedere. Probabilmente ci sono delle ragioni perché non c'è questa presenza sul territorio, non c'è questa presenza massiccia, c'è un lavorare, tra virgolette, non in maniera eclatante. C'è poi da chiedersi se vale la pena di lavorare in maniera eclatante qui, in questo momento storico. Abbiamo avuto una certificazione tecnica richiesta a gran voce da tutte le persone e anche da alcuni mass media che dicevano il voto, ma è impossibile che i veneti abbiano votato, è impossibile che il voto sia vero perché addirittura qualcuno ha votato da Buenos Aires piuttosto che dalle Maldive. In realtà la certificazione tecnica ha accertato che i database non sono corrotti, che non ci sono stati problemi, cioè che è perfettamente regolare. Non solo, dopo aver fatto le elezioni, quindi aver coinvolto anche qui un bel numero di persone, stiamo parlando di votanti per 1.250.000, 1.300.000, abbiamo avuto l'insediamento il 21 marzo del Parlamento Veneto provvisorio. Appena dopo qualche giorno abbiamo avuto la certificazione diplomatica, quella del cosiddetto Comitato di Osservatori Internazionali, che non solo con la certificazione tecnica sono stati dati gli elementi fondanti anche dal punto di vista tecnico del voto, qui è stato decretato in sostanza che il voto è avvenuto secondo gli standard internazionali e quindi che si è svolto in maniera libera, in maniera segreta, senza coercizioni, senza che ci sia un altro soggetto. Qua ci sarebbe da introdurre, visto che ricorre un po' un anniversario del 1866, come è stato il voto del famoso plebiscito che i veneti, nei quali i veneti hanno in teoria deciso, insieme con un po' di soldati dei Savoia,
un po' di voti strani, eccetera, eccetera, che hanno deciso di essere annessi all'Italia, al Regno d'Italia. Comunque, è stato svolto secondo i criteri di voto internazionale e i veneti erano perfettamente coscienti di quello che facevano. Non solo, dopo qualche mese c'è stato, in occasione era il periodo, se vi ricordate, delle elezioni regionali, c'è stato il riconoscimento da parte della prima forza parlamentare italiana, che è il Movimento 5 Stelle, che ha riconosciuto, che dopo aver preso nota di tutte le certificazioni tecniche internazionali, eccetera, ha riconosciuto il diritto dei veneti ad autodeterminarsi. Non c'era bisogno che ce lo dicesse il Movimento 5 Stelle perché è un diritto internazionale. In ogni caso ha riconosciuto, perché purtroppo dall'Italia questo riconoscimento non c'è, visto l'alta capacità di democrazia che ha, però passa qualche cosa, neanche un mese, e plebiscito promuove la business community e quindi crea un club dove vengono coinvolti degli imprenditori che hanno a cuore il futuro di questa area geografica, che probabilmente riescono a vedere oltre i puntini. Stiamo parlando anche qua di pochi mesi dopo, implementazione del governo. Il governo provvisorio era già stato installato, c'era necessità di ampliarlo per dare ulteriori funzioni ed ecco che viene fatto un ampliamento del governo. Stiamo parlando di giorni dopo, il Presidente deposita un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Avete visto che nel banchetto fuori chi non ha firmato può ancora firmare. Credo che ancora per qualche giorno si possa fermare anche online. Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha assolutamente i poteri di decidere o meno alcune cose. Ma credetemi, questo puntino, poi vedremo, non è determinante. È determinante un'altra cosa che vedremo. Un mese dopo, e vedete come le cose, fra l'altro i tempi si cominciano ad accorciare ulteriormente, c'è il lancio del criptostato veneto. Poi io non mi soffermo perché tanto sappiamo che i relatori poi ve ne parleranno ampiamente, però c'è stato il lancio. Allora adesso cos'è che vedete? Dei puntini in più. Vabbè, non vi lascio tanta suspense. Adesso vedete un po' meglio? Meglio così. Allora, la collocazione di puntini non è casuale. Plebiscito, nella parte bassa del libro c'è il plebiscito e la dichiarazione di indipendenza. Il puntino più grosso sopra, dove c'è la zampa che appoggia il leone, è la certificazione della Commissione degli osservatori internazionali, e le altre due sono le altre due certificazioni, diciamo, no? L'occhio sopra è CEDU, cioè il ricorso della CEDU, al di là dell'esito, che non ce ne può fregare di meno, ci dà una visibilità internazionale. Cioè, allora, cosa è capitato per il Kosovo? Scusate, faccio breve, ma è importante che si sappia. Per il Kosovo è successo non che hanno fatto delle azioni, ma è stato un altro paese che ha richiesto un intervento dalla CEDU. Allora, nel momento in cui noi diamo rilevanza internazionale, depositando una serie di atti e andando a vedere, quindi rendendo pubblici questi atti, che non sono pochi, poi il Presidente vi dirà anche che quantità, che peso in termini di chili, credo, no? Più che in termini di grammi, è stato depositato. E quelli sono atti formali, sono gli stessi atti che fanno le pubbliche amministrazioni, gli stessi atti che fanno gli stati. Allora, vedete poi ci sono alcuni puntini, ad esempio la gamba posteriore, quella davanti in sostanza, ha un altro puntino, quello è il club. Cioè noi, la gamba anteriore, quello è il Parlamento, sopra c'è il governo. Questo leone deve appoggiarsi da qualche parte. Se non riusciamo a mettere altri puntini che sono fondamentali, le ali sopra, ad esempio, è il criptostato, perché con il criptostato si riesce tra virgolette, a volare. Ma mancano dei puntini. Allora chi è che fa il puntino, tra virgolette? Chi è che fa la differenza? La differenza la facciamo noi tutti i giorni.
Poi c'è un'altra stella, a parte quella della bandiera, che è quella della coda. Adesso si vede meglio in fondo, no? Quella della coda. Io l'ho immaginata là semplicemente perché è una lunga via, che è la chiave di volta, cioè perché uno Stato sia riconosciuto, ci vuole un interesse da parte delle altre nazioni affinché lo Stato sia riconosciuto. Allora, è inutile qua ripetere, molti di voi hanno già visto questa immagine, ma è evidente che le due vie di terra e di mare si incontrano a Venezia. Allora, una nazione, a vostro avviso, al di là del fatto che hanno già deciso cosa fare e quindi sta a noi intercettare questa opportunità. Allora, o ci asfaltano sopra, perché questa è un'opportunità, o ci asfaltano il territorio e quindi ci passano sopra, oppure intercettiamo il cambiamento e quindi facciamo diventare valore aggiunto quello che gli altri, le tre grandi potenze, hanno già deciso. Perché non è una decisione unilaterale della Cina, è una decisione della Cina, della Russia, dell'America. Perché? Perché serve questa cosa, non è che è casuale, serve a mettere in moto tutta una serie di cose, a parte l'economia, la cultura, il movimento di persone, eccetera, eccetera. E per quello, cioè, vedete un po' dove passano, diciamo che le linee non sono completamente precise su questa mappa, però come mai la guerra in Siria, come mai gli accordi con l'Iran, eccetera, erano le vecchie vie della seta, quelle. Ma poi ci sono, perché ne hanno già fatte anche qua, i collegamenti ferroviari, ad esempio. E allora la Repubblica come si fa? Si fa partendo da un lavoro quotidiano, non si fa, scrivevo, nei giorni feriali dalle 10 alle 11:30. Perché o lo vogliamo o non lo vogliamo. Lo facciamo con i fatti e avete visto quante cose sono state fatte. Fatte, non... le chiacchiere le lasciamo, o le adunate folcloristiche le lasciamo a qualcun altro. Non è questo l'obiettivo. Non è quello di farci notare con quel meccanismo. E poi lo facciamo con queste famose 3C, a cui io mi sono permesso di aggiungerne una, più una. Perché? Perché la terza C era la condivisione. Io condivido, vuol dire che divido con, ma posso dividere idee, posso dividere un sacco di cose, no? Posso, ad esempio, approvare, cioè voi dite, sì, te do ragione, vogliamo tutti quanti sta roba qua, giusto? È condividere. Ma quello che è più importante è la quarta C, la più uno, che è la contribuzione. Allora è bello, è interessante capire l'etimo di contribuzione, perché è contributum. Vedete cos'è? È ognuno dà quello che può, tra virgolette, per raggiungere un fine, un obiettivo finale. Il tributo da sempre, dall'antica Grecia anche i Veneti stessi e i Romani, parlano di tributo non come un qualcosa di pesante, ma qualcosa che li faceva discriminare dagli schiavi e dai servi. Cioè era un onore, ma anche nella Repubblica Veneta, era un onore dare un tributo. E il tributo non si dà di idee, ma si dà in pecunia, denaro, schei, o si dà anche, in antichità si dava anche in cose che venivano vendute per poi, in buona sostanza, quando andate da un esperto di diritto internazionale e gli dite, o di protocollo, e gli dite, senti, abbiamo bisogno di fare il nostro protocollo della Repubblica Veneta, perché dobbiamo presentarci in una certa maniera con le altre nazioni, quindi dobbiamo studiare un protocollo. Siccome nessuno, cioè io no, il ministro Favero sicuramente neanche, il ministro Colombo neanche, il presidente non lo so, ma io credo che difficilmente siamo avvezzi a studiare un protocollo. Protocollo significa come comportarsi, come rapportarsi con gli altri, la bandiera come va esposta, se a destra, a sinistra, in centro, se devi avere il colletto chiuso o aperto, che tipo di cravatta mettere, se stringe la mano, se baciare la mano, eccetera, eccetera, no? Cioè, tipo come ha fatto Renzi, no? Che ha allungato lui la mano al re di Norvegia, e il re di Norvegia gli ha detto, ma scusa, che cazzo sei che te vuoi dire da me? Perché poi è questo, no? Allora,
l'esperto in protocollo lo paghi con cosa? Una dozzina di uova? Ma tanto per essere chiari, no? Ecco, allora, vedete, è un'immagine bella, è il fiume che dà il contributo al mare, è il cittadino che fa parte di tribù, tributum deriva da tribù, cioè ripartire fra le tribù, l'onere. Deriva da questo, cioè vuoi essere un cittadino? Vuoi essere parte della Repubblica Veneta? Contribuisci, ma non contribuisci con le chiacchiere. Oggi le chiacchiere non servono. Domani avremo un Parlamento, ci sarà un Parlamento ancora più chiacchierone, tra virgolette, benissimo. Infatti il Parlamento lo convochiamo solo quando ci sono dei progetti di legge da esaminare. Non andiamo a convocare o da votare, non andiamo a convocarlo per cosa? Per parlare di sesso degli angeli, come fa il Parlamento italiano? In buona sostanza, visto che i cinesi sono molto più pragmatici, vi lascio con le parole del saggio. Cinesi, Col denaro si fanno, sapete leggere, ma insomma è utile. Col denaro si fanno parlare anche i morti, senza denaro non si fanno tacere neppure i vivi, persino i ciechi sono capaci di vedere il denaro. Cioè, serve la morale? Non credo, no? Buon lavoro a tutti. Grazie Mauro.